Buongiorno, ben ritrovati a questa prima edizione e buon inizio settimana. Oggi tanta cronaca, i collegamenti con le nostre redazioni. Torneremo a parlare di furti, colpi nelle abitazioni. Lo facciamo subito perché lo vedo già pronto nello schermo il nostro Cristian Arboita. Andiamo a Santa Lucia di Piave, dove ci sono stati diversi furti e i residenti corrono ai ripari. Cristian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo proprio a cavallo tra due comuni, tra Santa Lucia di Piave e Marino di Piave. Siamo in via San Michele, dove i ladri ieri sono entrati in azione in pieno giorno, in pieno pomeriggio. Quindi partiamo proprio dalla storia del signor Otello Carnielli. Grazie per essere qui. Signor Otello, lei ieri era fuori casa. Era fuori casa e sono andato fuori alle 3 e alle 6:15, 6:30 ero qui a casa e mi sono accorto che era spaccato la lastra della casa qui e ho visto che erano entrati i ladri praticamente. Ladri che prima hanno tentato molto probabilmente di prendere a calci la porta. Hanno tentato di prendere a calci la porta, però la porta non si è aperta. Il balcone era aperto e hanno sfondato la lastra della finestra praticamente. E queste sono le conseguenze. Le conseguenze. Poi sono entrati, hanno rovistato dappertutto e sono saliti ai piani superiori, hanno aperto un sottoscala che era chiuso a chiave e là hanno fatto il disastro, camera, letto, comò e armadi, tutto aperto, sia sulla stanza dove dormivo io che anche sulle altre stanze. Ecco, tra l'altro nella camera da letto, prima lei ci ha in qualche modo portato a fare una sorta di sopralluogo, in camera da letto c'è l'effrazione su un'altra porta, probabilmente sì. Loro erano convinti che magari ci fosse una cassetta di sicurezza. No, sì, ma non c'era la cassetta di sicurezza, tenevo soltanto della documentazione dell'azienda agricola e hanno rovistato tutti gli incartamenti che adesso è impossibile quasi rimettere tutto a posto. Poi sono passati anche sulle altre camere, però non c'era niente. Hanno aperto gli armadi e rovistato un po' dappertutto, però non hanno portato via niente praticamente perché soldi non ne tengono in casa. Cosa hanno portato via alla fine? Alla fine mi hanno portato via 2 orologi, una catenina d'oro e un anello d'oro. Ricordi di una vita. Ricordi, sì, ricordi miei personali, diciamo, che queste cose non le adoperavo neanche, diciamo, e le tenevo lì così. Tanto. Senta Otello, poi loro sono scappati da un'altra finestra. Usciti dalla finestra del salotto perché da dove sono entrati c'era la finestra rotta e si facevano male di sicuro perché erano tutti vetri e sono usciti da un'altra parte del salotto. Poi lei ha chiamato la polizia è stata qui anche con la scientifica perché c'erano delle impronte. Delle impronte? C'erano le impronte e hanno fatto le fotografie delle impronte e questa mattina sono andato in questura e mi hanno rilevato le mie impronte, diciamo, per confrontarle se trovavano delle impronte di altre persone. Ecco, poi la fuga molto probabilmente tra i campi, questa è una zona di campi come tra l'altro scuro e a quel momento che sono arrivato a casa io era scuro, non potevo neanche andare fuori perché qui è una zona poco illuminata e diciamo è un po' persa via. Diciamo. Lei ha la percezione che se ne siano andati mentre lei arrivava? O? No, questo non ho percezione che fossero ancora qui. Sono arrivato, ho trovato tutto aperto e no. Però probabilmente la stavano spiando. Sì, perché di solito sono sempre a casa. È difficile che mi muova se non sono fuori nel campo, però la macchina è sempre a casa. La macchina non era a casa, mi hanno fatto la guardia e hanno visto che non c'ero e sono entrati. Sono entrati in azione. Qui con noi c'è anche Ugo Pizzinato, che è un residente molto attivo che si sta occupando di
chiamiamola così, sicurezza condivisa. Lei anima anche dei gruppi WhatsApp specifici sulle varie vie, Santa Maria Sicura e altri, insomma. Oddio, sì. Il gruppo Santa Maria Sicura è gestito da altre persone che mi hanno incluso. Qualche mese prima che nascesse questo gruppo qua era nato un gruppo della nostra via, appunto per lo stesso motivo, per darci una mano, avvisarci quando c'era gente che girava, perché purtroppo qui è una zona di grande passaggio, l'ho già detto a suo tempo, perché collega Santa Lucia di Piave con zone di Cimadolmo, di Maserata e quant'altro, e quindi qui Ponte della Priula, e quindi di qua passa tantissima gente. E quindi gli episodi sono tanti, tra l'altro nel weekend anche in via Campana a Santa Lucia di Piave, insomma ci sono stati altri colpi, non è un caso isolato quello del signor Otello. No, purtroppo no. Diciamo che qua ormai non si dorme più tanto bene di notte, insomma. E quindi bisogna avere un minimo di tranquillità che se succede, ad esempio come è successo a lui, l'avviso arrivi subito. Abbiamo personalizzato le suonerie dei gruppi WhatsApp, quindi ti avvisa in tempo reale che qualcosa sta succedendo, quindi perlomeno se sei in giro, se sei in casa, perlomeno butti un occhio fuori, perché ormai abbiamo visto che ti entrano in casa anche in presenza, cioè anche quando sei a casa stai mangiando. Nel gruppo di Santa Lucia hanno detto di un furto del 28, una signora oggi, che stavano mangiando, gli sono entrati in casa, ha fatto quello che doveva fare e sono andati via. Con i proprietari in casa ormai c'è un senso di impunità. Sì, cioè, pensa cosa ti rimane addosso di aver avuto intrusi in casa mentre eri in casa. Cioè, può succedere di tutto. L'angoscia che ti lasciano, che ti rimane dopo. Lei tra l'altro nell'agosto scorso, lo avevamo raccontato, aveva inscenato una iniziativa che aveva fatto discutere, ce la vuole ricordare? Sì, perché sentiamo parlare spesso di questi DASPO o dei fogli di via consegnati a queste persone, anche perché ormai sappiamo che bene o male la maggior parte sono stranieri, e poi tu consegni un foglio a una persona e dici vai via, e poi gli dici ok, prendi la bicicletta, cammina. Non mi sembra un provvedimento utile, cioè non mi sembra che sia una cosa che serva a qualcosa se poi non ha un proseguo, non ha una finalità nel confinare la persona nel gestire la situazione. Quindi lei provocatoriamente aveva pagato bigliettini con scritto prendetevi direttamente il vostro senza passare per le autorità, che tanto non serve a niente, cioè è uno spreco di tempo. Si prendono il foglio di via direttamente dalla casa in cui vanno a rubare e se lo portano in tasca, fanno un po' di rassegnazione in tutto questo. C'è un bel giramento ma non posso dirlo. Siamo stanchi, siamo proprio stanchi e difatti si sente che c'è una violenza che sta dilagando nelle case. Difatti nei messaggi che scrivo dico sempre evitate violenza, evitiamo armi, evitiamo di parlare di casini vari, perché non è utile quello. Però adesso bisogna stare tantissimo al controllo. Come ti parlavo prima, se potevo nominarlo, Christian Demma, Manaslu Demma ha fatto il primo incontro a Treviso settimana scorsa con il sottosegretario, adesso non mi ricordo il nome, Ostellari, benissimo, per dare un po' di attenzione. E l'attenzione non serve solo sui media, l'attenzione serve ogni persona diventa una cellula di un sistema che può tenere sott'occhio la cosa. Quindi i gruppi WhatsApp ci danno la possibilità di tenersi in contatto. Abbiamo visto che hanno fatto i controlli di vicinato di diversi comuni, hanno attivato queste cose qua. Io vorrei capire quant'è la partecipazione, perché se non c'è partecipazione non serve a niente. Questo è il punto. Grazie Pizzinato, grazie per davvero. Quindi qualcosa si muove, come ti abbiamo raccontato, Daniela. Grazie signor Otello, lei è stato appunto in questura, sì. Lei è fiducioso, cosa si aspetta adesso? Ma non mi aspetto niente, perché la roba che mi hanno portato via non la ritroverò più, di sicuro. Io mi aspetto che facciano qualcosa per sistemare queste cose. Grazie signor Otello, grazie Ugo Pizzinato. Daniela, con Nicoletta Rizzetto da San Michele, siamo, lo ripeto, tra Marino di Piave e Santa Lucia di Piave, ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Cristian Arboite e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, poi torneremo a parlare di furti perché colpi un po' in tutta la regione, andremo fra qualche minuto anche a Valdagno dove ci sono stati una serie di colpi nelle abitazioni, hanno rubato diversi gioielli, ce ne parlerà la nostra Marta Zatta, ci collegheremo con lei fra qualche minuto. Noi però ora ci spostiamo sempre con la cronaca, però andiamo a Padova con un episodio di violenza in stazione. Dopo una lite per motivi banali, un 35enne senegalese ha colpito con calci e pugni una donna italiana. L'uomo irregolare in Italia e senza fissa dimora è stato arrestato. Arrestato dagli agenti delle volanti a ridosso del piazzale della stazione, è accaduto sabato sera. Sono le 23:10 quando un uomo chiede aiuto a una pattuglia in transito. Una donna era stata aggredita con calci e pugni e lui aveva chiamato il 118. Trovata la donna, una cittadina italiana di 42 anni, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto. La vittima aveva discusso pochi minuti prima con uno straniero, dalle parole si era passati ai fatti e l'uomo che conosceva l'aveva colpita con violenza per poi fuggire. Grazie alla descrizione gli agenti hanno rintracciato l'aggressore, un senegalese di 35 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, con numerosi precedenti alle spalle e già raggiunto da un avviso orale del questore. Nonostante la reazione violenta del 35enne che ha ferito 3 agenti, l'uomo è stato bloccato e caricato nell'auto di servizio che ha danneggiato colpendola con calci al finestrino. Per il senegalese è scattato l'arresto, avviata anche la procedura di allontanamento dall'Italia con collocamento a un CPR. Ed ora torniamo invece a parlare dei fatti di violenza avvenuti a Torino. 20 agenti del reparto mobile di Padova feriti nella guerriglia di Torino, fra i quali Alessandro Calista, il 29enne protagonista del video shock che ha fatto il giro d'Italia. La visita ieri della Premier Meloni in ospedale, mentre il sindacato di polizia tuona escalation di violenza nelle piazze e hanno agito come terroristi. Ed ora noi ci colleghiamo proprio con la nostra Valentina Visentini per parlare proprio di questo gravissimo fatto avvenuto a Torino. Valentina, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno. È stato dimesso ieri sera dall'ospedale Le Molinette di Torino Alessandro Calista, l'agente del secondo reparto mobile di Padova, protagonista di quel video shock nel quale veniva accerchiato e pestato dai manifestanti che erano in corteo per il centro sociale a Scatassuna. Dimesso anche il suo collega Lorenzo Virgulto, che è l'agente che si vede arrivare e che lo protegge con lo scudo e lo porta in salvo. 20 giorni di prognosi per Alessandro Calista, che questa mattina poi è tornato a Padova. Qui con me c'è il questore di Padova Marco Dorisio. Siamo al Parco Raciti perché questa mattina c'è stata la commemorazione 19 anni fa la morte dell'agente a Catania durante gli scontri allo stadio, e la riflessione che ha appena fatto il questore di Padova è che quanto accaduto sabato a Torino poteva trasformarsi in una tragedia simile a quella avvenuta 19 anni fa con la morte dell'agente di polizia Filippo Raciti. Signor questore, lei intanto ha sentito Alessandro Calista al telefono, come sta? Sì, ieri sono riuscito a contattarlo, era ancora ricoverato a Torino, e quindi innanzitutto gli ho testimoniato l'affetto, la vicinanza di tutti i colleghi, tutti i poliziotti della provincia di Padova, ma non solo, ma anche della comunità, dal presidente della provincia, il sindaco, il prefetto, il presidente della Camera di Commercio, quindi veramente questo attestato di affetto, vicinanza, solidarietà. E poi ovviamente abbiamo anche un po', per allentare, no, le ferite fisiche, ma stanno anche quelle emotive. Abbiamo un po' scherzato sulla comune origine, lui infatti orgogliosamente ha detto di Pescara, abruzzese, anch'io sono originario della provincia di Chieti, e quindi abbiamo sorriso insieme. Ha detto noi abruzzesi abbiamo la corazza dura, anche per sdrammatizzare un'aggressione, un linciaggio, un pestaggio, dove praticamente oggi siamo qui a ricordare, no, il 19° anniversario della morte di Filippo Raciti durante il derby Catania-Palermo, e potevamo magari 2 giorni fa avere un epilogo drammatico visto quello che è accaduto.
Nel video di Torino si vede proprio l'attacco di gruppo al poliziotto Calista. Lei ha parlato di un'azione premeditata. Ciò che è stato riconsegnato dalle immagini ma anche dalle testimonianze dei colleghi parla di un qualcosa di ben strutturato, organizzato, proditorio, premeditato, dove sicuramente noi garantiamo la libertà di manifestare il proprio pensiero, che sia di dissenso, di consenso, però questo migliaia di persone aveva avuto come obiettivo quello di attaccare in maniera proditoria e premeditata chi indossando l'uniforme rappresenta lo Stato, e quindi anche la cruenza, la violenza, permettetemi, a volte sento ancora parlare di tafferugli, di piccole frange, di botte. No, quello che abbiamo visto e che è stato riconsegnato parla di ben altro, di molto più grave. La cittadinanza, oltre alle istituzioni, ovviamente ha manifestato solidarietà e affetto. Tantissimi i messaggi arrivati alla questura di Padova per chiedere delle condizioni di Alessandro Calista e per sostenerlo, ma il primo ad essere orgoglioso è il papà Gianfranco, che vive a Pescara e che si è accorto di quanto stava accadendo al figlio guardandolo in televisione, ed è il primo ad essere orgoglioso. Io restituisco la linea allo studio, ma vi lascio con le parole del papà di Alessandro Calista, Gianfranco. La linea allo studio. Io sono orgoglioso di mio figlio. La voce rotta dalla commozione, l'orgoglio di un padre che ha visto in diretta quello che stava accadendo al figlio, circondato e picchiato a Torino nella guerriglia esplosa durante la manifestazione per il centro sociale a Scatassuna. Gianfranco Calista è il papà di Alessandro, il poliziotto del secondo reparto mobile di Padova, ripreso nel video mentre viene assalito dai manifestanti, uno in particolare che lo colpisce con un martello. I genitori che vivono a Pescara si sono accorti di quanto stava accadendo al figlio guardando il telegiornale. Ho visto in diretta, stavo mangiando, quello è successo verso le 7, 19 e 20, 19 e 30. Quando ho visto quel poliziotto, poi non so come è rimasto da solo, mi sa che gli hanno colpito una gamba con una pietra perché c'ha i punti a una gamba. Quando si è alzato, ho visto i capelli che ce l'hanno un po' rasati. Mia moglie stava seduta in poltrona, te lo giuro, ho pensato a mio figlio per sentire lui. Gianfranco Calista ha cercato di restare tranquillo, di rassicurare la moglie, ma ha capito subito che quel poliziotto era proprio il figlio Alessandro, che da anni è in forze al reparto mobile di Padova. Il sospiro di sollievo dopo un'ora, quando la compagna di Alessandro ha ricevuto sue notizie dall'ospedale. Dopo una giornata in osservazione alle Molinette di Torino, ieri in serata l'agente Calista è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni ed è tornato a Padova. Il tempo anche per una telefonata scherzosa al papà. Lui un po' spiritoso mi ha detto: papà, come stai? Io ho detto: tu come stai, capito? Ed ora andiamo invece in provincia di Udine. L'escursionista deceduto ieri, era travolto dalla valanga a Casera Razzo in provincia di Udine, era un giovane di Bologna in servizio da pochi mesi al comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. Lo ha reso noto lo stesso comando dei Vigili del Fuoco, esprimendo un profondo dolore. Carlo Notari, questo è il suo nome, aveva compiuto da poco 29 anni. Tragedia nella località di Casera Razzo, al confine tra Friuli e Veneto. Un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre era in escursione con un'altra persona che ha dato l'allarme. I soccorritori, dopo ore di ricerche, hanno trovato il suo corpo senza vita. Poco dopo le 15 di ieri, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine ha ricevuto dalla Sores una richiesta di attivazione per una valanga che sul monte Tiarfin aveva coinvolto una persona tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi con 6 operatori specializzati, neve e ghiaccio, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Tolmezzo. Sono stati inoltre richiesti ulteriori operatori, 3 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e 7 dal Comando di Belluno. Oltre al personale specializzato nel soccorso su neve e ghiaccio, è stato attivato l'elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, che con più rotazioni ha trasportato in quota gli operatori neve e ghiaccio del Comando di Udine e le unità cinofile del soccorso alpino. Sul posto ha operato anche il personale della Guardia di Finanza insieme ai volontari del soccorso alpino.
Alle 18 circa il corpo di Carlo Notari, vigile del fuoco in servizio a Trieste, originario dell'Emilia-Romagna, è stato ritrovato privo di vita dalle squadre di soccorso e sono iniziate le operazioni di recupero. E rimaniamo sempre nella provincia di Udine, andiamo a Legnano Sabbiadoro con i carabinieri che hanno sventato una serie di furti d'auto programmati per la serata con 2 uomini denunciati a piede libero. Vediamo i dettagli in questo servizio. L'occhio vigile dei militari della stazione di Latisana non si è lasciato ingannare. Durante un servizio di pattugliamento notturno, i carabinieri hanno notato un'auto sospetta con targa italiana ferma nel parcheggio di un supermercato che era ormai chiuso. Una presenza insolita che ha fatto scattare subito il controllo. A bordo 2 cittadini stranieri di 48 e 60 anni. La sorpresa è arrivata con la perquisizione del veicolo. Nascosti nell'abitacolo, i militari hanno trovato un jammer, un sofisticato dispositivo elettronico capace di inibire i telecomandi delle auto, impedendo ai proprietari di chiudere le portiere a loro insaputa. Insieme al disturbatore sono spuntate anche diverse chiavi alterate e grimaldelli pronti all'uso. L'intero kit è stato prontamente sequestrato, troncando sul nascere il piano dei 2 malviventi. I soggetti sono stati denunciati a piede libero per detenzione abusiva di apparecchi da intercettazione e possesso di chiavi alterate. Per entrambi è stata avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio. Non potranno più rimettere piede nel comune di Lignano. La Polizia di Stato di Udine ha proceduto all'arresto di un cittadino ceco di 44 anni, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Repubblica Ceca per il reato di furto nel corso dell'ordinaria attività di prevenzione. Un equipaggio della squadra volante controllava il soggetto mentre si aggirava in via Leopardi e una volta identificato emergeva il provvedimento di cattura ed è stato quindi arrestato. E ora andiamo invece a Trieste, festa fra 40 Maranza a tarda serata in piazza del Perugino, video trap con musica a tutto volume fra schiamazzi ed esibizioni di coltelli, intervento dei carabinieri, 2 giovani portati in caserma. Dopo la festa dei Maranza in piazza del Perugino l'altra sera con video musicali ed esibizione di coltelli e non solo, un controllo è scattato in piazza da parte della Polizia di Stato, il reparto mobile sul posto. Come potete vedere gli agenti stanno cercando oggetti tra le siepi di piazza del Perugino che vengono utilizzate appunto per nascondere droga e oggetti atti a offendere, e alcuni sono stati trovati. Allora andiamo a vedere innanzitutto una mannaia da macelleria, un lungo coltello da cucina, poi vabbè c'è un orologio abbandonato, un bastone potenzialmente molto pericoloso di ferro arrugginito e una coppia di pesi. Un vero e proprio arsenale, quello rinvenuto in piazza del Perugino. Lame e altri oggetti atti a offendere, nascosti o sotterrati fra le siepi. La scoperta della nostra troupe sul posto, che ha subito allertato il reparto mobile della polizia in presidio della zona. Armi bianche che con tutta probabilità sono state nascoste dai Maranza. Una quarantina di giovani nella serata di sabato erano scappati all'arrivo dei carabinieri, giunti sul posto dopo una chiamata dei residenti a causa degli schiamazzi. Ma prima di fuggire i giovani avevano fatto in tempo a nascondere le lame e i bastoni. 2 ragazzi però erano stati presi e portati in caserma per essere identificati. Proprio a seguito di quell'episodio la questura di Trieste ha deciso di rafforzare i controlli in zona come con piazza Garibaldi, e stamattina durante il controllo fra la vegetazione è saltato fuori di tutto. Proseguendo le ricerche gli agenti hanno trovato borse, marsupi, zaini all'interno dei cassonetti dell'immondizia. Tornando invece sul fronte degli oggetti atti a offendere, tra l'altro è appena giunto anche il personale della questura di Trieste, spunta questo bastone chiodato, chiaramente assemblato, costruito per essere utilizzato come arma d'offesa, e poi un bilancino di precisione per la droga. Al termine dell'ispezione sono arrivati anche i carabinieri. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L'episodio di oggi conferma i sospetti. Piazza del Perugino viene sfruttata come luogo di spaccio e le sue siepi come nascondiglio per armi bianche, da poter così essere recuperate in qualsiasi momento.
Ed ora torniamo in Veneto, andiamo subito a Rosà perché ha parlato l'ingegner Antonio Menegon che ha raccontato la sua verità. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato con Federico Cibotto. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, siccome l'ingegnere Antonio Menegon, io parto subito chiedendole il perché ha voluto convocare questo incontro con la stampa. Ma l'ho voluto, diciamo così, convocare in maniera collegiale, diciamo così, per evitare che le informazioni dell'uno e dell'altro canale passassero in maniera difforme, insomma. Ecco, lei ha dichiarato che si è allontanato in maniera volontaria per 23 giorni e la procura però ha ancora aperta questa indagine per sequestro di persona. Sì, è così. In realtà, diciamo così, io mi sono allontanato per una questione incidentale, poi mi sono anche ammalato, ma sono anche dettagli su cui non voglio neanche approfondire perché siccome sono nella disponibilità dell'autorità giudiziaria che facciano il loro percorso, insomma. Le sono stati sequestrati i suoi dispositivi? Beh, i dispositivi sono stati sequestrati fino all'inizio, o forse non lo so esattamente neanche quando, ma è anche irragionevole perché con un'ipotesi che hanno avanzato hanno voluto anche cercare nei miei supporti informatici se c'erano dei passaggi che potevano portare a qualche chiarimento, insomma. Anche perché ricordiamo la sua battaglia che è durata anni contro i Velux irregolari ha subito suscitato qualche dubbio legato proprio alla sua scomparsa, qualche ipotesi che davvero poteva essere anche tra le più drammatiche in merito proprio alla sua scomparsa. Ma drammatico spero di no. Lei si è pensato il peggio? Vabbè, in quei giorni? Allora, pensare non è supportato però da fatti oggettivi, quindi è una situazione in cui ognuno è libero poi di pensare quello che vuole e quello che dico io anche tra l'altro non modificherà il pensiero di nessuno, perché purtroppo siamo in una situazione in cui senza nessun supporto probatorio uno fa delle lucubrazioni che poi ci crede fino in fondo e se io le smentisco comunque lui ci crede e c'è poco da fare. Lei ha detto che in questo momento non sa chi è il suo nemico. Beh, non so chi è il mio nemico perché ho toccato tanti poteri, non solo quelli delle ditte che hanno costruito, diffuso, quelle delle situazioni legate alle polizie locali, ad interessi comunali, di pubblica amministrazione e di pubblica amministrazione centrale dello Stato, quindi del MIT, diciamo così, di tutta la compagine che ha approvato queste apparecchiature, secondo me in violazione di legge. Si può parlare di paura per quanto concerne il suo allontanamento? Direi di no, direi che la paura è un fatto anche quello incidentale, uno ha dei moti diciamo così, di preoccupazione, di paura, poi passano, poi ritornano, quindi sono delle questioni più interiori che non oggettive. Io alla fine mi occupo più di cose che possono essere provate, quindi di cose documentali soprattutto, perché anche quelle testimoniali sulle diciamo così, risultanze testimoniali io ho sempre molti perplessità e dubbi, perché poi uno metabolizza e si costruisce una storia che magari non ha fondamento alcuno. Però ci sono stati degli accessi al suo computer? Sì, quello sicuramente. Questi accessi mi hanno anche particolarmente diciamo turbato, sì, perché sono stati anche accessi il cui scopo evidente era quello di legittimare la persona. Quindi legittimare la persona vuol dire fare in maniera che tutta la sua attività venga compromessa da delle questioni che con l'attività nulla c'entrano. Lei adesso pensa di portare avanti il suo lavoro? Ma portare avanti il mio lavoro, vede, la questione di Velox è una questione che mi ha interessato per diverso tempo, ma assieme a tutte quelle delle sanzionatrici automatiche, è che viene ricondotta nella mia attività ultima, no, a una commistione che trovo costituzionalmente incorretta.
tra giustizia e pubblica amministrazione, dove diciamo così alla fine questi due poteri, chiamiamoli ancora così, anche se dovrebbero essere servizi al cittadino, anziché distinti e bilanciati, si sono intrecciati in una commistione funzionale che non può fare il bene di nessuno, insomma. Quindi andrà avanti? Spero che altri anche vadano avanti per conto mio, perché da solo, sa, è difficile vincere le battaglie. Ci vuole un esercito per vincere le battaglie. E io ho cercato per tanto tempo di fare diciamo così, il Davide di turno, però aspetterei anche che qualcuno magari di più giovane saltasse sul carro, senza aspettare di saltare poi sul carro del vincitore, insomma. Insomma, la verità di Antonio Menegon dopo tutti quei giorni in cui davvero, lo sottolineo, si è temuto davvero il peggio, adesso l'ingegner Menegon è qui e senz'altro porterà avanti le sue battaglie contro e anzi a difesa soprattutto dei cittadini, a difesa delle persone. Da Rosà, Daniela, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato. Avete sentito le parole dell'ingegnere Menegon che ha raccontato appunto la sua verità, ha raccontato i motivi del suo allontanamento. Ovviamente torneremo a parlare proprio di questa vicenda, di quello che era ormai diventato un giallo a tutti gli effetti nel corso dei nostri telegiornali a partire da questa sera. E noi ora torniamo con la cronaca a Padova, in provincia di Padova, perché c'è stato un altro incidente lungo la strada regionale del Santo. È accaduto poco dopo la mezzanotte, 2 persone sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto nella carreggiata in direzione nord, era passata da poco la mezzanotte quando sulla strada regionale 308 del Santo 2 auto si sono scontrate tra le uscite di Bronzola e Borgoricco. Una delle 2 si è ribaltata su un fianco con il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Campo San Piero in codice rosso. Qui poco dopo è arrivato anche il conducente della seconda auto con ferite meno gravi. L'area interessata dell'incidente è stata messa in sicurezza. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio con la nostra prima edizione e ci spostiamo nuovamente in Friuli Venezia Giulia perché i sindacati sono sul piede di guerra dopo l'ennesima aggressione ai sanitari. Ne abbiamo parlato anche qui nel Veneto, troppe le aggressioni ai danni di medici, infermieri, e l'ultimo episodio è successo venerdì mattina a Trieste nel pronto soccorso di Cattinara. E i sindacati dicono ora agire, la solidarietà non basta più. Non basta più la solidarietà di facciata o le dichiarazioni di solidarietà. In questo momento servono responsabilità e decisioni chiare. Come UIL FPL noi continueremo a vigilare e a pretendere tutele reali. Sindacati sul piede di guerra dopo l'ennesima aggressione ai sanitari. L'ultimo episodio venerdì mattina all'ospedale di Cattinara, dove un 50enne di origini indiane, pesantemente ubriaco, si era scagliato contro i medici e gli infermieri del pronto soccorso che cercavano di visitarlo. Lo straniero si dimenava tirando calci e pugni, 2 operatori erano rimasti feriti, la polizia era stata costretta a intervenire. Il 50enne aveva opposto resistenza, dopo una colluttazione con gli agenti erano scattate le manette. Inoltre, nella borsa che l'uomo portava con sé, i poliziotti hanno trovato taglierini, forbici e altro materiale potenzialmente pericoloso. Un atto grave e intollerabile. Quanto accaduto è inaccettabile perché colpisce chi era in servizio per garantire le cure. Gli operatori stavano facendo il loro lavoro, che è curare, non difendersi. Oramai le aggressioni al personale sanitario non sono più degli episodi isolati, ma sono un'emergenza strutturale. La violenza non può e non deve essere la normalità per chi lavora in pronto soccorso. In questo momento servono delle azioni urgenti e immediate. Bisogna garantire sicurezza, prevenzione e presidi adeguati. Non basta
Ne abbiamo parlato proprio in apertura di questa nostra prima edizione di furti, colpi messi a segno nelle abitazioni. L'abbiamo visto a Santa Lucia di Piave e Marano. Ora andiamo nel Vicentino a Valdagno, 4 furti in casa nel giro di pochi giorni, indagini in corso per uno scooter sospetto notato dai residenti. Ce ne parla la nostra Marta Zatta insieme a Andrea Benetti. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono 3 in realtà i furti proprio dagli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto. Il primo è stato in centro a Valdagno, dove i ladri o il ladro adesso è ancora da capire, insomma, da parte delle indagini dei carabinieri, e qui sono stati rubati diversi gioielli e monili d'oro. Invece gli altri 2 colpi sono avvenuti nella frazione di Piane, precisamente in via Chiesa. Nel primo colpo i ladri si sono introdotti all'interno di un'abitazione, sono entrati dentro la camera da letto, l'hanno messa completamente a soqquadro, ma non sono fortunatamente riusciti a rubare nulla perché sono stati messi in fuga dall'allarme. Nel secondo caso invece purtroppo sono riusciti a rubare diversi preziosi, in questo caso appunto ancora da quantificare il bottino. Io in questo momento sono in compagnia della vice sindaca di Valdagno Alessandra Finato. Vice sindaca, abbiamo sentito anche i residenti appunto della zona e si dicono non tranquilli, non sicuri, perché appunto non è neanche il primo colpo questo. Assolutamente, buongiorno a tutti. Ci tengo innanzitutto a esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie che hanno subito questi furti. Sappiamo che questi fenomeni destano poi preoccupazione, le persone non si sentono tranquille. Da parte nostra il massimo impegno per continuare ad implementare il sistema di videosorveglianza, nonché a sostenere la formazione e la costituzione dei comitati di controllo di vicinato. Anche questa settimana insieme alle forze dell'ordine incontreremo i coordinatori e i vice coordinatori sia dei gruppi costituiti ma anche quelli costituendi. Ci sono poi un insieme di cittadini che hanno richiesto di poter partecipare a questo incontro proprio perché in varie frazioni e contrade ci sono delle persone interessate a capire in che cosa consiste costituirsi come comitato di controllo di vicinato. Massimo impegno da parte nostra, sappiamo che la tensione è alta, i cittadini svolgono un ruolo fondamentale perché lo sguardo, l'occhio del cittadino a volte nota anche persone sospette o situazioni particolari, quindi la collaborazione tra le persone, il comune e le forze dell'ordine è fondamentale per riuscire a individuare questi soggetti. Infatti a proposito è proprio importante il contributo dei cittadini che hanno segnalato nelle ore precedenti ai furti uno scooter che si aggirava all'interno appunto della zona, uno scooter con un uomo a bordo e un casco rosso, quindi appunto come ha detto lei sono fondamentali le segnalazioni dei cittadini e comunque li tranquillizziamo anche sul fatto che comunque il comune c'è e il comune è al lavoro per appunto prevenire questi reati. Assolutamente, segnalare sia degli indizi sul vestiario, su appunto caratteristiche particolari di queste persone sospette, anche le fasce orarie in cui avvengono, permettono alle forze dell'ordine di intervenire e anche di lavorare a posteriori per cercare di individuare questi soggetti. Noi ovviamente vi forniremo tutti i dettagli sulla vicenda nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Io ringrazio la vice sindaca per essere stata con noi e per il momento da Valdagno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Marta. Noi prima di continuare con la cronaca vi facciamo vedere il sondaggio di oggi, riguarda proprio la guerriglia di Torino. In queste ore il vertice a Palazzo Chigi annunciato da Giorgia Meloni per la stretta del governo sulle manifestazioni potenzialmente violente. In attesa del Consiglio dei Ministri di mercoledì, tra le norme al vaglio anche il fermo preventivo che consentirebbe alle forze dell'ordine di trattenere per accertamenti senza alcun vaglio dell'autorità giudiziaria persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento delle manifestazioni, una norma che però suscita già perplessità dal Quirinale, quindi noi vi chiediamo, lo vedete la domanda, la vedete in sovraimpressione, cortei, fermo preventivo per i sospetti violenti, siete d'accordo? Se siete d'accordo rispondete di sì, 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo vedete in rosso, 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata alle 21 di questa sera a Ring. Ovviamente potete iniziare a votare già da subito.
Ed ora invece continuiamo con la cronaca. Si cerca di dare un volto ai 2 stranieri che a Treviso hanno importunato un'anziana costringendola a chiedere aiuto ad un negoziante. La donna poco dopo le 7:30 del mattino stava tornando nel suo appartamento nel condominio in strada Ovest, tra strada Ovest e via Pisa, quando 2 giovani di colore visibilmente alterati si sono messi davanti al porticino d'entrata invendole contro. Impaurita l'anziana si è rifugiata nell'unico negozio aperto a quell'ora, con il titolare che dopo averla accolto ha chiuso a chiave l'entrata, mentre 2 individui hanno iniziato a battere contro la vetrata per poi allontanarsi non prima di aver tentato di rubare la bicicletta del barbiere. Questo è l'ennesimo episodio di microcriminalità in zona. L'amaro commento del negoziante che un mese fa ha subito un tentativo di furto e a novembre il lancio di alcune bottiglie sulla vetrata in un'area di Viale della Repubblica sprovvisto di videosorveglianza. Ed ora noi parliamo invece di una polemica sulla preghiera dell'Alpino. Si è riacceso in questi giorni un dibattito tra Penne Nere e Diocesi di Vicenza, ma le norme erano chiare già da tempo. Tanto rumore per nulla, o quasi. Già una decina di anni fa a Vittorio Veneto un'incomprensione tra alpini e vescovo scatenò polemiche anche politiche sull'uso della preghiera dell'alpino e in particolare di alcune sue parole dentro una celebrazione liturgica. Analogo polverone si è sviluppato in questi giorni nel Vicentino, ma le norme sono chiare sia in ambito ecclesiale sia tra le penne nere. La versione originale è del secondo dopoguerra con l'espressione «rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria». Già dal 1985 è in vigore una modifica che vale per gli alpini in armi, ovvero quelli in servizio effettivo nell'esercito, e toglie i riferimenti bellici, rendici forti contro chiunque minacci, eccetera. Gli alpini dell'ANA invece si rifanno al testo antico che utilizzano nelle loro cerimonie. La preghiera dell'alpino è quella così com'è. No, a noi non è arrivata nessuna direttiva da Milano e fin quando non eventualmente arriverà qualche cambiamento noi reciteremo questa, naturalmente sempre ribadendo il rispetto per i ruoli. La diocesi iberica, con il decreto del vescovo pubblicato ancora ad ottobre 2025, indica di utilizzare nei funerali religiosi di un alpino la versione più recente. Rugolo evita però di entrare in polemica e chiede di usare buonsenso. Che poi le armi, le tanto vituperate armi, in definitiva cosa sono? Sono il nostro impegno, sono il nostro sapere costruire sapientemente e col cuore in Italia e all'estero. Queste sono le nostre armi, va interpretata. Felice Maniero oggi, l'ultimo sconvolgente ritratto del bandito più famoso del Nord-Est raccontato al Ring dal suo autore, il giornalista e scrittore Maurizio Dianese, ospite di Ferdinando Avarino. L'altro giorno è capitato che mi hanno chiesto un autografo sul libro da aggiungere al mio e io ho detto io farei volentieri, ma non è in grado più di scrivere nemmeno il suo nome, cioè non è in grado di tenere una penna in mano, non è in grado di fare una frase completa. Era il padrone del Nord-Est, oggi l'ex boss è solo con i suoi demoni. Il ritratto che Maurizio Dianese dipinge a Ring, cartelle cliniche alla mano, fa impressione. Il giornalista che più di tutti si è occupato della carriera criminale di Felice Maniero lo racconta nel suo ultimo libro, Come me, nessuno mai, dopo aver raccolto dallo stesso Maniero nuovi dettagli di una vita che ha segnato profondamente il territorio. Un racconto destinato a chiudersi nel silenzio. 71 anni compiuti a settembre, queste immagini risalgono alla fine del 2024, in cimitero davanti alla tomba dell'amata figlia Elena, morta suicida, o mentre recuperava un lampadario dalla villa confiscata dallo Stato a Campolongo Maggiore. Ma il Maniero di oggi, sostiene Dianese, è cambiato. Ormai si fa fatica proprio ad interloquire con lui perché è molto affaticato. Cioè, se io non sapessi che ha la mia età, direi che ne ha 20 in più. La parabola finale per le 1000 vite del più famoso bandito della storia del Nord-Est. Studiare Felice Maniero vuol dire studiare il miracolo del Nord-Est. Lui capisce di essere arrivato in un momento in cui è possibile fare il salto di qualità, che vuol dire trovarsi in una regione improvvisamente ricchissima, perché questa era la realtà storica, e quando lui inizia a fare tutti gli orefici, gli orafi di Vicenza, ne fa un centinaio.
No? E quindi ti rendi conto che improvvisamente il nord-est non è solo il miracolo di Benetton, il miracolo di chi produce le scarpe in Riviera del Brenta, è un miracolo generalizzato all'interno del quale si incista questa banda. Miliardi e droga, un esercito di 450 uomini ai suoi comandi, un esercito sbriciolato dal suo pentimento con la giustizia, dagli omicidi e dalle sentenze. Una storia fatta di intuizioni criminali uniche nel suo genere e di estrema ferocia. Stiamo parlando di almeno una trentina di morti ammazzati, tutti interni alla banda, e però non riusciamo a calcolare quanti morti ha fatto con la droga, perché lui mette in piedi un'industria della droga. La morte di Cristina Pavesi, vittima innocente dell'assalto esplosivo del 1990 al treno postale che portava 6 miliardi, resta una delle svolte della sua vita, come la recente scomparsa della mamma Lucia, la botta che probabilmente ha accelerato il crollo. L'altro vuoto, enorme, la fine della figlia prediletta, un vuoto raccontato nella foto scattata al cimitero. Di fronte alla tomba di sua figlia resta attonito, immobile, resta lì fermo, ripete solo continuamente quanto era bella, quanto era bella, quanto era bella, e basta, non dice altro. È uno di quei momenti, chiamiamoli umanizzanti, per dire che poi c'è sempre una parte della vita, anche del peggior bandito di tutti i tempi, che scolora nel sentimento inevitabilmente. Al via il percorso partecipato per il parco agropaesaggistico del Basso Isonzo. Domani un incontro pubblico a Padova per definire insieme regole, funzioni e futuro dell'area verde. Entra nel vivo il percorso che porterà alla nascita del parco agropaesaggistico del Basso Isonzo, uno dei più ampi polmoni verdi di Padova, con un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è fissato per domani dalle 18 alle 19:30 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Duca degli Abruzzi. L'incontro, dal titolo Finalmente Basso Isonzo, segna l'avvio ufficiale del percorso partecipato promosso dal settore verde, parchi e agricoltura urbana del Comune di Padova, in collaborazione con Etifor. Sono tutti invitati dai residenti, le aziende agricole, le associazioni, i comitati di quartiere e alle imprese locali. Inizia un percorso importante per la messa a terra del progetto di realizzazione definitiva del parco agropaesaggistico, dopo che il Consiglio Comunale ha adottato la variante di perimetrazione dell'area del parco. È già da diversi anni che lavoriamo su questo fronte, abbiamo valorizzato tutti i terreni comunali assieme al campo dei girasoli e abbiamo quindi tutta una produzione di agricoltura biologica, anche grazie a campi e terreni che abbiamo acquisito salvandoli dalla cementificazione e salvaguardando questa progettualità che prosegue da anni. Il progetto punta a valorizzare l'area del Basso Isonzo attraverso un modello di sviluppo basato su agricoltura di qualità, tutela del suolo e biodiversità, contrastando il consumo di territorio. Un progetto ambizioso, importante, che soprattutto segue una direttrice impostata da molti anni e ci permette adesso, con l'adozione della variante, questo percorso di partecipazione che inizia martedì, poi con l'approvazione definitiva della variante, la stesura anche di un regolamento per come coltivare e gestire i campi all'interno di questo perimetro, ecco che con tutte queste azioni andiamo veramente a compiere un passo definitivo, finalmente, per il parco agropaesaggistico del Basso Isonzo. Ed ora andiamo subito a Venezia, in procura, perché un latitante veneto è diventato boss del narcotraffico in Colombia. Sentiamo alcune parti della conferenza stampa. Non hanno mai smesso di cercare questa persona. L'abbiamo cercata in Europa, l'abbiamo cercata fuori dall'Europa, l'abbiamo inseguita in diversi stati esteri e alla fine, nei giorni scorsi, è stata arrestata in Colombia, dove tra l'altro viveva in una bella villa con piscina, come ci è stato comunicato dalle autorità colombiane. È interessante ricostruire l'iter della fuga che ha portato, che ha reso complicato il lavoro dei carabinieri e della procura. Lo stesso si è allontanato da Mestre in treno, è andato a Torino, dopodiché è andato in Francia. A Marsiglia si imbarca al porto di Marsiglia e va a Guadalupe nei Caraibi, rimane lì
Dai Caraibi si imbarca, arriva a Guadalupe su una nave mercantile, dopodiché lì si imbarca come fosse un qualunque turista su una nave da crociera, quelle fanno le crociere ai Caraibi, fino a toccare appunto la Colombia. Quando arriva vicino al posto predestinato, lui scende, non risale nella nave e si dilegua in Colombia, dove rimane diversi anni. La procura non ha mai smesso di cercare questo soggetto e ha seguito le tracce di denaro, ha seguito i trasferimenti di denaro dall'Italia, e a un certo punto abbiamo capito che questi trasferimenti erano da persone a lui vicino, arrivavano in Colombia. Ci siamo messi in contatto con le autorità colombiane e nei giorni scorsi, dopo una ricerca del latitante durata diversi anni, lo stesso è stato arrestato dalla polizia colombiana. Quindi alla fine il lavoro dei carabinieri, della procura, lungo, faticoso ma meticoloso, ha assicurato un latitante che latitava ormai da diversi anni, ancora è stato arrestato, assicurato alla giustizia. Ora siamo in carcere in Colombia e siamo in attesa che lo stesso sia poi estradato in Italia a breve. Ecco, per i particolari relativi all'arresto lascio ai carabinieri illustrarli. Sì, grazie signor Procuratore, grazie innanzitutto per ringraziare la Procura e il signor Procuratore per quanto fatto dal suo ufficio a sostegno appunto per coordinare le attività che abbiamo svolto. Non l'abbiamo mai mollato, abbiamo personale dedicato alla ricerca e cattura dei latitanti che da 3 anni stava inseguendo questo soggetto. Il signor Procuratore ha illustrato quello che è stato l'itinerario del latitante che abbiamo ricostruito, quindi prima col treno fino ai confini con la Francia, poi dalla Marsiglia, poi si imbarca sul carico sulla nave mercantile per andare in Guadalupe con falsi documenti. Aspetta che faccio una frase compiuta, aspetta un altro minuto e poi... Da lì poi quindi una serie di spostamenti, nave da crociera, spostamenti in terraferma per arrivare fino a Santa Marta in Colombia. Santa Marta. A questo punto, grazie anche a un'attenta attività di collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale di polizia, la seconda divisione di Interpol, abbiamo stretto sempre di più il cerchio e siamo arrivati a individuare l'area dove si presupponeva lui si stesse nascondendo da noi, perché poi come risultato lì svolgeva una vita tutt'altro che riservata. Dopodiché abbiamo mandato il nostro personale, che era lì ormai da 8 giorni, il nostro personale in Colombia, e assieme all'autorità del posto e appunto allo SHIP sono riusciti a individuare la villa dove lui si stesse rifugiando. Lì è stato molto interessante, dovevamo essere sicuri che fosse veramente lui. Dunque avete sentito, latitante veneto che è stato arrestato in Colombia, era diventato un boss del narcotraffico in quel paese, è stato arrestato, ora si trova nelle carceri della Colombia in attesa dell'estradizione in Italia. Avete sentito prima le parole del procuratore, ora quelle invece del comandante dei Carabinieri che sta ripercorrendo il percorso, proprio il viaggio di questo boss fino in Colombia e le fasi dell'arresto. Lo avete sentito, un latitante che era ricercato in Italia, erano 3 anni che i carabinieri erano sulle tracce di questa persona, ora insomma è stata arrestata e si trova in carcere.
Lasciamo ancora una volta la cronaca e parliamo di un dibattito sull'accordo rinviato dalla Corte di Giustizia europea. Paolo Borchia, capodelegazione della Lega, dice che ci sono regole non chiare, a rischio l'agricoltura veneta. Sentiamo perché. Standard elevati di sicurezza, rispetto ambientale e trasparenza sono pilastri per l'agricoltura veneta, che rischia di essere fortemente penalizzata dall'intesa commerciale tra Unione Europea e il mercato comune del Sud, Mercosur, accordo che include Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Una battaglia condivisa al Parlamento europeo e dalla Lega. Abbiamo cercato di fare un lavoro di tutela. A livello di settori, a livello di agroalimentare c'è grossa preoccupazione per quanto riguarda l'avicoltura e per quanto riguarda le carni bovine, per cui questi sono alcuni dei settori che sia su Verona che sul Veneto risulterebbero maggiormente impattati. Le piccole e medie aziende agricole venete temono il mancato rispetto di regole e protezione dei cittadini e del vero Made in Italy, insufficienti per Borchia le proposte europee di aumento di controlli alle frontiere. Se arriviamo alla conclusione di un accordo che ha avuto una gestazione lunga 25 anni e permangono ancora da parte dei settori delle preoccupazioni, allora probabilmente non sono mal di pancia o preoccupazioni della Lega, ma alle spalle c'è qualcosa di più profondo a livello di malessere. Ed ora a Bassano, un nuovo bando del Comune a sostegno delle società sportive della città. Lo sport come opportunità per l'intero territorio, opportunità di crescita per la comunità, per il turismo, per l'economia. Eventi sportivi e manifestazioni diventano vetrina per la città, volano per lo sviluppo. Così il sindaco di Bassano Nicola Finco conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere le associazioni e le società sportive bassanesi. Con il nuovo bando viene confermato un impegno di spesa di 32.000 euro per iniziative realizzate tra il 1 novembre 2024 e il 31 ottobre 2025. Continueremo a sostenere l'organizzazione di questi eventi, commenta l'assessore allo sport Mariano Scotton, consapevoli di disporre di strutture adeguate e di un ambiente confortevole per dare vita a grandi giornate di sport. Le società richiedenti devono essere riconosciute dal CONI e iscritte all'albo comunale delle associazioni e non avere scopo di lucro. Il modulo per le domande è scaricabile sul sito del Comune di Bassano e dovrà pervenire entro il prossimo 15 febbraio. Parliamo della giornata nazionale per la vita. L'associazione Uniti per la Vita ha allestito in ospedale a Treviso un punto informativo per la raccolta fondi a sostegno delle donne. È presente il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha sottolineato come la depressione dopo parto sia ormai una patologia che colpisce tutte le neomamme. Noi abbiamo notato che rispetto a qualche anno fa quasi tutte le donne manifestano un po' di depressione. Depressione dopo il parto, una patologia che colpisce tutte le neomamme, in varie forme, a volte più lieve, a volte più profonda, ma sottolinea il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, comunque legata al cambiamento delle nostre comunità. Lo sappiamo già da tempo, le coppie non hanno più la rete familiare, non c'è più la famiglia grande, i nonni che possono comunque aiutare, per cui la donna spesso e volentieri, lavorando marito e moglie, si trova nella situazione di essere sole, di essere da sole. Questo comporta effettivamente una difficoltà, perché il postpartum è una difficoltà. Neomamme che raramente sono consapevoli o ammettono lo stato depressivo, che però non passa inosservato ad occhi esperti. Si vedono purtroppo, si vede la mamma che comincia a piangere da come si siede davanti a noi, si vede che non dice una parola, si vede il bambino che magari è più magro o più pallido e gli chiedi ma mangia, e ecco, ci sono dei segnali. Segnali raccolti quotidianamente nella sede dell'Associazione Uniti per la Vita di Treviso. Donne che vogliono aiutare altre donne in difficoltà, come hanno raccontato nel punto allestito per raccolta fondi all'entrata del Cafoncello. E l'obiettivo sarebbe più che altro di aiutare le mamme che sono incinta
praticamente, e soprattutto che abbiano un buon supporto, un buon sostegno, perché ci sono anche psicologi, ci sono ginecologi, ci sono le ostetriche, cioè c'è un grande staff che gira attorno a tutto questo. Un supporto psicologico e sanitario all'attività dell'USL, ma anche un fattivo sostegno economico per le mamme in difficoltà. Nella sede centrale, che è in via Pinelli, dove c'è questa sede grandissima, c'è la distribuzione di corredini, vengono dati di buoni spesa, cioè ci sono tante cose che per aiutare sia i bambini che le mamme in tutto questo. Da qui l'appello a tutte le neomamme, perché una nuova vita non sia un trauma. Ci possono chiamare, abbiamo dei numeri, li trovate tranquillamente. Se invece una dice ho bisogno di parlare con qualcuno, dove deve venire? Viene in sede da noi, in via Pinelli 53, ci siamo quasi tutte le mattine, un martedì pomeriggio, però c'è anche SOS Vita che si occupa proprio di queste situazioni. A Montebelluna non si parla d'altro. Giovanni Gatto, volto di Caonada, conosciutissimo in città, che dopo aver vestito la divisa da carabiniere aveva preso l'abito talare, ha annunciato aver avviato la procedura per lo scioglimento dei voti per amore di una donna. Da Montebelluna, è la notizia di oggi questa? Beh, sicuramente sì. Giovanni Gatto è sempre stato un protagonista nella vita montebellunese, prima come carabiniere, poi come parroco che si è trovato nel terremoto dell'Aquila e adesso con questa novità ha trovato la sua missione definitiva. Sintetizza così il giornalista montebellunese Enzo Favaro la notizia che Don Giovanni Gatto a 51 anni lascia la veste per amore di una donna. Una scelta arrivata come un fulmine, c'è il sereno Caonada, dove è nato e conta di tornare da Tempra in provincia dell'Aquila, che l'ha visto come parroco sin dal terremoto del 2009. Ma Giovanni Gatto è persona molto conosciuta in tutta Montebelluna e la sua vicenda oggi era nella bocca di tutti all'ombra della Loggia dei Grani. Ho un'ottima stima della persona in sé, è una brava persona e probabilmente se ha fatto questa scelta avrà i suoi motivi, li avrà ponderati benissimo, molto, molto profondamente. Meglio così, piuttosto che vada in giro a far danni, meglio così. Purtroppo non è il primo e neanche l'ultimo. Probabilmente l'amore è cieco, probabilmente ha trovato un'anima e lui non ha avuto remore, probabilmente giustificabile o meno. Non si può giudicare una persona, un prete che ha avuto questa decisione. È un'evoluzione della società, secondo me, che può portare a dei benefici come a dei problemi. Insomma, i preti dovrebbero sposarsi. Realmente dovrebbero un po' mollare su certe fisime che ha la Chiesa. Che sia un segno dei tempi fatti di individualità e di comunità sempre più sfilacciate lo sottolinea anche Don Adelino Bortoluzzi, forte dell'esperienza di oltre 50 anni di missione sacerdotale. Non dobbiamo mai dimenticare che la fragilità attraversa tutti, fa parte del nostro essere uomini e donne in questo mondo e questa fragilità può attraversare anche l'esperienza umana e di fede di un sacerdote. Però guai se un sacerdote non trova nelle sue difficoltà e fragilità una comunità che lo sostenga e lo aiuti. Per questo Don Giovanni Gatto non viene condannato dalla sua gente di Montebelluna. Però lei lo assolve da questo peccato? Sicuramente sì. Sì, per me sì. Sì, assolutissima. Prima della pubblicità vi ricordo il sondaggio di oggi che riguarda la guerriglia avvenuta a Torino e il vertice a Palazzo Chigi annunciato da Giorgia Meloni per la stretta del governo sulle manifestazioni potenzialmente violente in attesa del Consiglio dei Ministri di mercoledì. Tra le norme al vaglio anche il fermo preventivo che consentirebbe alle forze dell'ordine di trattenere per accertamenti persone sospettate di costituire
un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, una norma che però suscita delle perplessità, quindi noi vi chiediamo, lo vedete in sovraimpressione, cortei fermo preventivo per i sospetti violenti, se volete rispondere di sì lo volete in verde, se invece volete rispondere di no il numero scritto in rosso. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione alle 21 condotta da Ferdinando Avarino, Ring. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora parliamo delle Olimpiadi Milano-Cortina, insomma l'attesa è finita, ormai siamo agli sgoccioli, ci sarà la festa d'inizio, poi le gare, davvero un evento attesissimo ormai possiamo dirlo, da anni. Oggi Salvini ha detto siamo pronti, grazie alle Olimpiadi definiremo tante infrastrutture che rimarranno per i prossimi 50 anni. Insomma, questo è vero, ci saranno infrastrutture che rimarranno davvero per i prossimi anni. Sì, sicuramente adesso l'attesa è finita, giustamente, dopo tanti anni e dopo tanti mesi di lavoro finalmente inizia l'evento olimpico che abbiamo atteso con tanta passione e tanto entusiasmo. È chiaro che ci sono varie criticità e che sono state risolte alcune con vari tavoli sia in provincia sia in prefettura, numerose problematiche, criticità che però sono state affrontate in maniera consapevole. Adesso siamo pronti quindi a questo evento, anche noi come Confartigianato Veneto e come Confartigianato Belluno sul territorio siamo presenti e pronti a valorizzare il più possibile questo evento che sicuramente è un'occasione storica. A Cortina dopo 70 anni tornano le Olimpiadi ed è un evento talmente importante, un'opportunità talmente importante anche per l'indotto economico che non possiamo farcelo sfuggire. Michele Basso ci diceva ci sarà anche una conferenza stampa con la presentazione proprio di iniziative, di progetti della Confartigianato. Sì, come dicevo stiamo lavorando da mesi su un progetto di valorizzazione dell'artigianato, lo presentiamo giovedì che è in conferenza stampa in Regione, il giorno prima dell'avvio delle Olimpiadi, quindi per noi è molto importante questo momento. Presentiamo il progetto con il vicepresidente Pavanetto che è assessore al turismo e al lavoro, quindi a maggior ragione con le deleghe interessanti per noi per poter valorizzare proprio il lavoro delle piccole e medie imprese, quanto fanno sul territorio e quanto potranno fare grazie al volano e alla linfa vitale portato dall'evento olimpico. Che noi parliamo di Cortina ma c'è anche Milano. C'è anche Milano. I dati sono emblematici dell'importanza di questo evento. Pensate che i territori olimpici, quindi i comuni coinvolti dalle Olimpiadi, dalla parte lombarda alla parte veneta, coinvolgono il 10% delle piccole e medie imprese in Italia. Quindi 127.000 imprese sono coinvolte in questo evento, quindi non possiamo non dire che siamo protagonisti come imprese di questo evento, non solo lo sport quindi, ma anche l'economia e le piccole imprese fanno la parte da leone. È chiaro che un movimento che genera già da solo 19 milioni di presenze turistiche straniere, in questo momento avrà un impulso tale a livello mondiale e i contatti già l'hanno fatto vedere con la partenza di Casa Veneto lunedì scorso, l'hype è stato molto elevato su Cortina e quindi sicuramente è un volano per il territorio fenomenale che noi cerchiamo di rendere il più concreto possibile. Lei diceva proprio un'eredità che diventa volano proprio, diceva in un suo articolo. Sì, rende bene l'idea di come l'evento sportivo costituisca un volano per l'economia, ma non solo per l'economia, anche per il territorio dal punto di vista sociale, culturale. Pensate a tutti gli eventi che sono svolti sul territorio, che hanno già iniziato ad esserci, ci saranno nelle prossime settimane, testate televisive e radiofoniche che ci contattano tutti i giorni. È una vetrina pazzesca che noi non possiamo non sfruttare al meglio. I nostri imprenditori saranno coinvolti, lo sono già stati definiti artigiani olimpici, con questo termine che rende l'idea, gli imprenditori, le aziende che operano direttamente a contatto con l'evento, dall'imprenditore che ha fatto le barriere della pista da bob e che è del territorio bellunese, agli imprenditori che lavorano sui cantieri, sulle infrastrutture, alla viabilità e quindi ai trasporti, alla logistica,
ma un po' tutti sono coinvolti nel lavoro, di conseguenza appunto con l'indotto. Quindi sta a noi rendere il più concreto possibile questo ritorno sul territorio, che vuol dire crescita del territorio anche per dopo le Olimpiadi e soprattutto dopo le 2 settimane delle Olimpiadi. Ecco, perché questa è una vetrina, c'è il prima, c'è stato, adesso ci sarà il durante queste Olimpiadi, che ovviamente sarà importantissimo, ma questa è davvero un'eredità che, come diceva anche Salvini, sono infrastrutture che dureranno per i prossimi 50 anni, insomma non dico 50 anni, però sarà comunque una vetrina che rimarrà davvero per sempre. Sì, assolutamente sì, la famosa legacy olimpica su cui è stata incentrata proprio queste Olimpiadi è fondamentale, perché la legacy è l'eredità concreta che rimarrà sul territorio non solo di Cortina, non solo del Bellunese, non solo del Veneto, per tutti gli anni a venire. Quindi le infrastrutture che sono state realizzate rimarranno per decenni e costituiscono appunto una crescita del territorio. Bisogna governare questo cambiamento dopo le Olimpiadi e questo è un tema fondamentale su cui stiamo già lavorando. L'importante è governare il cambiamento, non subirlo. Ecco quindi che queste opere vanno prese in considerazione, migliorate nei prossimi anni, ma sicuramente costituirà il futuro per vivere in montagna al di là della montagna considerata magari come zona di periferia, ma la montagna che diventa protagonista del poter lavorare e vivere bene in montagna. Questo è l'obiettivo, e quindi anche affrontare quel tema dello spopolamento della montagna che è, sapete, annoso e importantissimo, e quindi dagli alloggi alla sanità di prossimità, alla domiciliarità, tutte quelle al digitale, tutte quelle misure che vanno portate in montagna e che rendono la montagna talmente accessibile da poterci vivere tutto l'anno. Una svolta davvero. Una svolta importante. Questo evento porterà una svolta nella stessa popolazione che vive in montagna. Assolutamente sì, ovviamente, ripeto, i cambiamenti generano sempre delle difficoltà, bisogna affrontarli, però nell'affrontarli si affrontano le criticità e poi però si avrà una qualità di vita migliore e la possibilità di non abbandonare dei territori che sono fondamentali. Poi l'artigianato e l'artigiano, sapete, aprire una bottega vuol dire presidiare un territorio, quindi dare linfa alle piccole imprese, agli artigiani, alle botteghe, alle eccellenze sul territorio, permettono anche di mantenere vivo il territorio e quindi anche a nuove famiglie di andarci a abitare, a lavorare e quindi generare un indotto continuo. Su questo stiamo facendo un lavoro importante, ma l'artigiano è il primo a saper affrontare le difficoltà quotidiane, non si lavora mai in stato di tranquillità, di ordinarietà, ma in uno stato di emergenza e questa capacità, resilienza di fronte ai problemi sicuramente aiutano ad affrontarli anche in questo periodo. Ecco, poi dopo le chiederò sul il fatto che ci diceva, vedevo dei numeri, 127.000 imprese nelle 6 province che ospiteranno le competizioni. Prima però ho visto proprio sullo schermo qualche istante fa il neopresidente della provincia di Treviso insieme al nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Vediamo il neopresidente, ti lascio subito la linea. Grazie Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Marco Donadel che oltre che essere il sindaco di Roncade da ieri sera, poco dopo le 21:30, è anche il nuovo presidente della provincia di Treviso, subentrato a Stefano Marcon, devo dire in una continuità, perché ne parlavamo prima con Giampaolo Gobbo nella conferenza stampa, di fatto la provincia di Treviso è sempre stata a guida leghista. Lei ha vinto con 582 voti assoluti, un bel risultato, però mi pare sostanzialmente in linea con il passato, con quelle che sono delle elezioni che più che essere delle elezioni è un algoritmo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, è andata molto bene. Ieri sera, grazie come ho già detto, grazie a tutta la coalizione di centrodestra, ma anche ai tanti sindaci civici e amministratori civici che ho incontrato in queste settimane, insomma il risultato si è ottenuto ieri sera. Quindi allora da oggi si comincia mi pare con dei temi che lei ha ben chiari. Parliamo innanzitutto della viabilità, è stato il primo tema che ha toccato. Sì,
Prima cosa che faccio in assoluto è quella di conoscere uno a uno tutti i consiglieri provinciali, i consiglieri delegati che facevano parte della squadra di Stefano Marcon, perché ricordo che il Consiglio provinciale viene poi rinnovato a fine anno. Altra anomalia di questa legge contorta, e poi vediamo subito di dare risposte ai comuni, proprio perché in questo periodo, come vi ho detto, ho raccolto varie problematiche o vari suggerimenti da tanti amministratori, e quindi subito lavoro con la squadra provinciale. Ecco, nella viabilità lei ha detto un'attenzione un po' agli svincoli della pedemontana, perché è un asse che sta crescendo, però qualche problemino lo dà di viabilità. Secondo la viabilità è una competenza provinciale? Sì, non solo nei comuni limitrofi alla pedemontana, che in questi anni qui ovviamente dall'apertura dell'autostrada qualcosa è cambiato anche nei comuni contermini, ma un po' in tutta la provincia di Treviso ha fatto tanto Stefano Marcon, investendo più di 90 milioni di euro. Voglio continuare su questa strada qui. Ricordo che la provincia di Treviso ha 1200 chilometri di strade provinciali. Poi tra l'altro lei, come dire, ha un'eredità di 8 milioni di euro, se non ho capito male, da poter reinvestire nel territorio. Ho un'eredità da 8 milioni di euro, qualche idea e un po' di programma già me l'aveva presentato il presidente uscente Stefano Marcon, ma poi il come utilizzarli lo deciderò insieme a tutta la squadra provinciale. Allora, prima di ridare la linea a Daniela, due cose. La prima, cosa dire al candidato, fra virgolette, sconfitto? Beh, ringrazio il collega Luca Durighetto, che anche lui come me è sindaco, anche lui come me. Io dico sempre che il nostro non è un lavoro, è una missione per chi ama il proprio territorio e per il bene dei propri cittadini. Quindi anche lui si è messo in gioco come me e lo ringrazio. E per ultimo, invece, ai cittadini di Roncade cosa si sente di promettere, visto che ha un altro incarico in più ed è abbastanza oneroso, non è che li lascia soli? No, assolutamente no. Dico ai cittadini di Roncade di stare tranquilli. Questa mattina, prima di venire qui in provincia, mi sono fatto 2 ore in municipio, ho incontrato dei cittadini e quindi il mio impegno continua a Roncade a 360 gradi. Diciamo andrà un po' a discapito della mia professione, però insomma questa è la strada che voglio percorrere al servizio della mia Roncade e oggi anche di tutti i sindaci della provincia di Treviso. Grazie al Presidente Donadel. Adesso noi chiudiamo, questa sera invece faremo anche l'analisi politica con una bella intervista con Giampaolo Gobbo, e quindi vi rimando all'edizione delle 19:30. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche al Presidente della provincia di Treviso. Noi invece torniamo a parlare con Michele Basso della questione, insomma, Olimpiadi. Ormai tutto pronto, anzi atleti che sono già arrivati, insomma Cortina che è strapiena ormai di persone. Ma parliamo di numeri. Nelle 6 province che ospiteranno le competizioni, quindi parliamo sia del Veneto ma anche della Lombardia, quindi Milano, Verona, Sondrio, Belluno, Trento e Bolzano, 127.000 imprese. Sì, il più del 10% delle imprese a livello nazionale, imprese artigiane, sono coinvolte nei territori olimpici, quindi pensate all'indotto appunto che si viene a creare per queste piccole imprese. 50.000 addetti coinvolti che lavorano proprio a contatto con questi territori e quindi anche con il grande impatto turistico che ci sarà, quindi sicuramente un'occasione importante. Poi calato sulla provincia di Belluno, che ci interessa perché ospita appunto a Cortina l'evento, abbiamo più di 1.600 imprese coinvolte, in particolare 600 circa legate al mondo turistico e quindi anche lì più di 1 migliaio di addetti, 1.500 addetti coinvolti direttamente e che stanno lavorando a stretto contatto con le Olimpiadi invernali. Ecco, vogliamo tornare un attimo al progetto, alla conferenza stampa che si terrà proprio. Ci può dire qualcosa in più rispetto a questa conferenza? Sì. Non voglio spoilerare già esatto, la presentazione stampa, così non ci sarà più, no. Non posso spoilerarla, no, però, esatto, però... sostanzialmente abbiamo un progetto di valorizzazione dell'artigianato che renda l'idea di come l'artigianato sia importante con un linguaggio universale, cioè parlare del lavoro, del saper fare e del lavoro manuale vale in tutto il mondo con un codice di linguaggio universale. Questo è il concetto che andremo a trasmettere e che sarà poi presentato direttamente a casa
Veneto, quindi nel media center di Casa Veneto, a tutti i giornalisti a livello internazionale. Quindi questo è l'interesse che abbiamo proposto, rappresentando tutte le 7 province del Veneto, un bellissimo progetto che poi ovviamente si potrà vedere anche dopo la presentazione ufficiale, quindi sarà reso pubblico per tutti e visibile, ma rende molto l'idea dell'importanza delle eccellenze artigiane. Il famoso Made in Italy, quale vetrina migliore per il Made in Italy è un evento olimpico visto in tutto il mondo, con miliardi di qualcuno era contatti. scettico, diceva sì, però in realtà questo è un evento mondiale, insomma, che davvero l'abbiamo visto con i numeri, che cosa vuol dire per il Veneto, ma per l'Italia intera in realtà. Sì, avete visto i numeri di come un evento olimpico in Italia genera una crescita di PIL per la nostra nazione, quindi già da questo si capisce l'importanza. E se poi abbiamo la possibilità di viverla a Cortina, quindi in Veneto, capite ancora meglio come per noi sia una cosa importantissima. Poi riavere le Olimpiadi a Cortina dopo 70 anni è un segnale fondamentale, come la perla delle Dolomiti, e quindi l'eccellenza delle nostre Dolomiti UNESCO possa brillare in una maniera, la famosa grande bellezza del Veneto viene ancora di più accentuata da questo evento, e in questi giorni sarà sotto gli occhi di tutti. Che effetto fa vedere, insomma, tanti campioni, insomma, girare per Cortina, nel villaggio, poi tantissime persone al lavoro, ma tantissime persone pronte a vedere, insomma, queste gare, non solo per chi va a Cortina, ma ovviamente molte le seguiranno anche dalla televisione. Sì, sicuramente è un evento molto mediatico, al di là di chi è presente lì fisicamente, le Olimpiadi è un evento assolutamente mediatico, e quindi pensate a tutti i canali televisivi, social, media che sono coinvolti, radio, chi più ne ha più ne metta, quindi è un momento così importante che viene trasferito in tutto il mondo. Sicuramente già iniziare a vedere le prime delegazioni di atleti che iniziano a riempire anche il villaggio olimpico, si sta creando un'atmosfera di vero spirito olimpico che sicuramente sarà eccezionale. Poi la Regione Veneto con le associazioni di categoria ha avviato appunto Casa Veneto, nella Casa delle Regole, che è un centro importante perché costituisce proprio la casa in cui si va a promuovere il nostro territorio. Quindi per noi quel lavoro fatto che sta facendo la Regione è fondamentale proprio per far conoscere le nostre eccellenze. Qualcuno era preoccupato invece per il tempo, cioè neve sì, neve no, insomma questi giorni però ha nevicato. Ha nevicato e è prevista neve anche nei prossimi giorni, quindi a maggior ragione si crea il clima, l'atmosfera olimpica, giustamente, quindi anche questo ci ha assistito. Ovviamente speriamo non con disagi, ma non credo, quindi c'è un'ottima organizzazione al di là di tutte le difficoltà e criticità che ci possono essere, con migliaia di persone in campo, di volontari, di addetti, di sicurezza, di forza dell'ordine, quindi sicuramente un impegno importante, ma che potrà generare il meglio per questo evento. Ecco, vogliamo ricordare quando sarà la festa d'apertura? L'apertura è venerdì 6 febbraio alle 20:30 in piazza, sotto il campanile, e quindi ci sarà l'accensione del braciere in contemporanea in più punti, quindi sarà anche un'inaugurazione diffusa non solo a San Siro a Milano, che è la principale, ma anche sul territorio. Insomma, una giornata storica quella di venerdì, poi ci saranno davvero queste giornate stupende, lo vogliamo ricordare, che danno il via, lo dice lei, il bello comincia ora. Il bello comincia ora, ma l'attesa... Perché dopo le Olimpiadi... Dopo le Olimpiadi... È un patrimonio che va tenuto. L'eredità è un patrimonio che sicuramente dobbiamo conservare e su cui lavorare, appunto, generare ancora ulteriori benefici per il territorio. Alcune opere sono ancora in corso, alcune sono concluse, alcune sono in corso, le gallerie di TAI e di Valle sono state inaugurate, sono aperte e già sono un passaggio molto importante. Altri lavori sono in corso, ma sicuramente negli anni a venire beneficeremo di questo traino che ha generato questo evento, e sarà importante, appunto, come dicevo prima, governare queste grandi possibilità e per portarne a casa e ricavarne il meglio. Ecco, gli artigiani è stato un periodo, insomma, in cui erano poco ottimisti, adesso invece, insomma, questo dovrebbe essere proprio uno...
Come dicevo prima, gli artigiani sanno affrontare le difficoltà, quindi un evento così genera delle criticità e noi artigiani, gli artigiani e le piccole imprese, gli imprenditori... Criticità però anche delle speranze ormai per il futuro. Delle speranze per il futuro e soprattutto il saper cogliere l'occasione, perché quello è fondamentale. L'artigiano è sentinella del territorio e quindi sa come affrontare e rendere sostenibili delle sfide che spesso sembrano improbe, invece poi, come nello sport, si riesce a ottenere dei grandi risultati. Grazie davvero, grazie a Michele Basso per essere stato con noi, poi insomma lui andrà a Cortina, poi ci faremo raccontare di queste giornate bellissime che vivrà alle Olimpiadi di Milano Cortina a Cortina. Lo ringrazio davvero per essere stato con noi. Vi ricordo la programmazione con il film intorno alle 16, ringrazio Simone Merlo e Alberto Pivetta che ci hanno seguito fino qui, do l'appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie davvero, arrivederci.